A tutti, buonasera dall'Ippodromo Savio di Cesena, convegno di sabato 20 agosto, prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni, Castro Valch, Cartier, Countdown, Cefalojet, Ciclone LL, Camelot in prima fila, Capuzzi, Columbus Gaps, Coschive, Quando Volveras e Cashmere Sea in seconda. Corsa praticamente senza pronostico, con Cartier e Camelot comunque insieme a Ciclone LL, che sono i più attesi. Vediamo le fasi di lancio con tentativo dall'esterno di Ciclone LL di assumere il comando, si oppone Cartier, Ciclone insiste e passa a condurre su Cartier, parte molto bene da dietro quando Cashmere Sea che cerca di portarsi sui primi ma rimane ancora in mezzo alla pista, tanto alcune rotture. Numero 7 Capuzzi squalificato. Capuzzi squalificati, intanto i 200 numero iniziali. Numero 9 Coschive squalificato. Anche il numero 9 Coschive squalificato, e sulla retta delle scuderie continua in vantaggio Ciclone LL che ha completato in 14,9 la prima frazione e ora il quarto in 29,6. E siamo ora a metà della piegata con Ciclone LL che continua a guidare, Cartier in seconda posizione, poi all'esterno Cashmere Sea, più indietro Castro Walsh, via via gli altri. Cavalli intanto al completamento del mezzo miglio, sempre condotti da Ciclone LL, Cartier in seconda posizione, Cashmere Sea al largo, seguito da Columbus Gaps. Per corsie esterne c'è anche Camelot che ora accenna la terza ruota. Viene via in terza ruota Camelot con decisione, ma viene anticipato da Columbus Gaps. I due però non riescono a incidere più di tanto per il momento e Ciclone LL può percorrere il primo chilometro tranquillamente sul piede dell'1,17 scarso. Cashmere Sea sempre generosamente all'esterno di Cartier. Quando siamo a 450 dall'arrivo scatta Columbus Gaps in terza ruota. 400 all'arrivo con Columbus Gaps che viene via in terza corsia. Alla corda c'è sempre Cartier, Cashmere Sea accusa sulla curva conclusiva, ma intanto Ciclone LL non si lascia avvicinare, completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo, Ciclone LL è in vantaggio, inseguito da Cartier che prova a spostare, mentre a centropista viene forte anche il numero 1 Castro Valch nel finale, però è Cartier che riesce a vincere nei confronti di Castro Valch, mentre per il terzo bisogna vedere per il terzo posto chi è riuscito a prevalere, perché ci sono 3 cavalli vicini. Andiamo a rivedere il replay con Cartier, con Patrick Romano che passa nel finale, controlla tutti i tentativi di Castro Walsh, mentre per il terzo sul palo dovrebbe essere Columbus Gaps che regola Ciclone LL. La vittoria però è per Cartier, Patrick Romano, Francesco Zedda al training per la scuderia Demme SRL.